Bilancio più che positivo, con aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia stradale, municipale, provinciale, guardia di finanza e il buonsenso da parte della maggior parte della popolazione che ha tenuto un comportamento conforme alle regole imposte dal Covid. Alla fine soltanto 6 le persone multate con 400 euro a testa, trovate in giro senza motivazione e che hanno provato a giustificarsi in qualche modo con voglio farmi un giro a San Leone. 2 locali chiusi ai quali vengono contestati violazione norme anti-Covid. Il primo episodio è avvenuto venerdì santo, quando i militari della Guardia di Finanza hanno sorpreso un bar aperto con i clienti seduti al tavolo. Per tutti è scattata la multa e la chiusura di 5 giorni per l'attività. Altra chiusura è avvenuta a Cattolica Eraclea per lo stesso motivo. Sono stati sanzionati sia il cliente che il titolare del locale con una multa di 400 euro ciascuno. Alla caffetteria è stata imposta inoltre la chiusura per 5 giorni. Intanto è polemica per quanto avvenuto a Ribera, già zona rossa dallo scorso 23 marzo, per una preoccupante escalation di casi che fanno del comune crispino il terzo in provincia per numero positivi al Covid. Alcuni filmati nelle ultime ore stanno letteralmente rimbalzando sui social, con immagini che immortalano la festa con musica diffusa dall'altoparlante della chiesa madre e fuochi d'artificio in piazza. Una scena che non è passata inosservata ai tanti cittadini di Ribera che nelle bacheche dei social hanno potuto esprimere il loro dissenso per quanto visto. Intanto, in merito a quanto accaduto alla fine della messa celebrata nella chiesa madre, è intervenuto il comitato della Pasqua di Ribera. La partecipazione alla celebrazione religiosa è stata dettata unicamente dal desiderio di onorare la maggior ragione in un momento particolarmente difficile della nostra comunità. La ricorrenza pasquale, cui tutti i riberesi sono tanto legati, si legge nella nota stampa, si chiede pertanto scusa alla cittadinanza a nome di tutto il comitato se alla fine della messa, spinti dai ricordi e dall'emozione che la festa pasquale suscita nel cuore di tutti noi riberesi, ci si è fatti trascinare dal momento, creando imbarazzo alla cittadinanza e al sindaco della città che era presente alle celebrazioni religiose in vista del suo ruolo istituzionale. Non era nostra intenzione, afferma il comitato cittadino, urtare la sensibilità di alcuno, in quanto tutti noi siamo a conoscenza della situazione delicata in cui versa la nostra Ribera. Ci scusiamo nuovamente per quanto accaduto, confidando che i nostri cittadini comprendono anche la nostra buona fede. Intanto da oggi la Sicilia torna in zona arancione fino al prossimo 30 aprile. Ricordiamo che è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 di ogni giorno, mentre gli spostamenti verso gli altri comuni e quindi anche quello verso altre regioni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito inoltre il rientro del proprio residenza, domicilio o abitazione e resta cosiddetto il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Intanto, in merito ai contagi, in provincia di Agrigento continuano a salire, ne sono stati riscontrati ultimamente 94 nella giornata del 5 aprile su 450 tamponi eseguiti nei giorni 3 e 4 aprile. I test processati da inizio pandemia sono 71.824. Il bollettino dell'ASP di Agrigento riporta una nuova vittima, si tratta di un decesso di una persona di Casse Termini, avvenuto nella giornata del 1 aprile. Si registra altresì un nuovo ricovero e 49 guarigioni, 52 le persone ricoverate negli ospedali, 36 si trovano a San Giovanni di Dio di Agrigento, 11 a Sciacca, 5 all'ospedale di Ribera, 10 le persone ricoverate all'hotel Covid di Sciacca, 15 le persone in terapia intensiva, 8 all'ospedale di Agrigento e 7 a Sciacca.